Io sono convinto che, vista la sensibilità e l'attenzione di questo governo e del ministro Piantedosi, non ci saranno le elezioni in corrispondenza della Dunata degli Alpini, anche perché sono io stesso che sono candidato, che voglio andare a celebrare gli Alpini, tra l'altro in una Dunata molto sentita, che è quella di Udine. Un mese fa Mario Conte confidava nella sensibilità del governo, poi è arrivata la doccia fredda del Consiglio dei Ministri. A Dunata o meno si vota il 14 e 15 maggio, peccato che la domenica sia in programma la sfilata delle penne nere a Udine. In una città a profonda vocazione alpina come Treviso non è un dettaglio di poco conto sul fronte affluenza, e si potrebbe dire lo stesso a Vicenza. Accusato il colpo, al sindaco e presidente di ANCI Veneto non resta che incassare con aplomb inglese. A salvare la situazione ci sono il doppio giorno di voto e la vicinanza con l'evento. È qui a Udine, quindi abbastanza vicina, quindi chi vuole la sera fa tempo rientrare, oppure c'è il lunedì per esprimere il proprio voto. Certamente, se fosse stata un'altra domenica sarebbe stato meglio anche da un punto di vista logistico per tutti, però insomma è stata decisa questa data. Probabilmente qualcuno mancherà alle urne causa Dunata, però dico, i numeri importanti sono quelli che la politica riesce a convincere attraverso atteggiamenti e proposte responsabili. L'amarezza è innegabile tra gli alpini. Noi non possiamo che prenderne atto da un lato, ci dispiace dall'altro che non si sia tenuto conto, come altre volte era stato fatto, che la Dunata Nazionale degli Alpini è una Dunata ovviamente che impegna e coinvolge tantissime persone, non solo alpini. È stata un po' una sorpresa questa data, perché le informazioni che avevamo era che si stava lavorando per la data del 7, dopodiché si è deciso per il 14, evidentemente saranno state tenute in considerazione tutte anche queste cose, però sì, all'inizio ci ha lasciato un po' perplessi questa data. Alla fine insomma la metabolizziamo subito, andiamo avanti e ripartiamo. Avessimo avuto un'altra data avremmo avuto meno preoccupazioni. Si vota anche il lunedì, ci sarà modo di recuperare, di fare in modo che anche chi andrà alla manifestazione possa tornare in tempo per votare. Per il lunedì c'è tempo di tutti per poter rientrare e poter svolgere anche il proprio dovere da cittadini. Insomma, l'affluenza resta un'incognita e in ogni caso c'è il rischio di un ingorgo alle urne lunedì 15 maggio. Da qualunque parte la si veda, la scelta sembra a tutti infelice. Io credo che il governo avrebbe dovuto riflettere con più attenzione. Siamo in un momento in cui la gente sta lontana dalle urne, dai seggi, rischia di essere un elemento che penalizza. Così come anche il fatto di organizzare queste elezioni con le scuole ancora aperte. Insomma, se era un'altra data era meglio.